lasciamo stare queste storie. Io mi chiedo perché due golponi, nel senso di esperti, come Cossi e Zanutti non hanno guardato quei 3 metri più a sinistra. Bravo. Perché lì in vita, il passaggio in vita perché è largo. Si sono impegnati dritti, che dopo è risultato un quinto grado buono, quinto superiore. È impossibile che Cossi e Zanutti non abbiano buttato l'occhio 1 metro a sinistra dove c'era l'autostrada. Questo mi chiedo io, perché non erano dei pivelli, era gente che leggeva la roccia come leggere un libro. Se il quarto grado allora c'è il limite. Sì, ma una volta superata la fessura, io mi chiedo per il motivo che non hanno guardato a sinistra di 1 metro, non di 10. E questo è il dramma di Cossi e Zanutti. Per me erano stanchi e basta, no? Ho fatto quel passaggio con Pirapoli umana, così, erano sfiniti, no? Sono saliti almeno. Può succedere, sì, Hanno può fatto il succedere. giro intorno, hanno tentato quella che poi sarebbe stata la via. Sì, ma avevano risolto i passaggi più difficili. Sì, esatto. Come si fa a non guardare a sinistra? Questo è il mistero. Mancato il lampo. Mancato il colpo di genio. Perché non erano pivelli, c'era gente che guardava la parete, studiava la roccia, la leggeva. Adesso è di moda, fanno la pubblicità dei biscotti di cioccolato e uno che arrampica. Ma allora andare a arrampicare dovevi nasconderti nel 68. Eri pazzo, un esibizionista, un imbecille, ecco. Poi vedi sulla via, sulla via, trovi la ceggia, giri la ceggia. Sulla via, in parete. E aveva un po' No, Poi l'isolamento, Questa perfezione, avere veramente quel ballatoio tutto intorno, no? Questa sala. Luca, tu ascolta tutto e non ti preoccupare che domani andiamo in un posto a divertirci. Vedrai che bel posto. Un'avventura domani. Sarà veramente bello? Vedrai, ci divertiremo. Ok. Sai Luca, il nostro amico sta lassù dalla creazione del mondo, sono milioni di anni, e fa il guardiano, vede passare il tempo, le stagioni, vede gli uomini invecchiare, i giovani a crescere. Sei stanco Luca? Un po'. E porta pazienza che quello che vedrai fra un po' ti ricompenserà, vedrai. Lo spero. Luca, guarda che giornata. Con un tempo così rischiamo pure di divertirci oggi. Ah, bene.
Vado. La prima annotazione che ha riguardato il campanile è stata la tavoletta dell'Istituto Geografico Militare del 1891, dove per la prima volta è comparsa l'addizione Campanile de Val Montenae con la quota esatta. Poi per parecchi anni nessuno ne ha più parlato. Negli ultimi anni dell'Ottocento parecchi alpinisti, provenienti più spesso dal Cadore, si sono affacciati anche in queste valli e hanno salito alcune delle montagne più importanti, quelle Cima di Preti, Duranno, Pramaggiore, però non sono mai spinti in questa zona che è proprio il cuore di questo mondo alpestre. Vicinissime al campanile sono passati Ferrucci nel 1891. Ferrucci era un grosso alpinista, un preciso relatore delle sue escursioni, ma dalla cima del Monfalcone di Montanaia non ha visto il campanile a causa della nebbia. Pochi anni dopo è passato a queste parti Cesare Mantica, ma anche lui non ha accennato al campanile. Solo nel 1900 il tedesco Heinrich Steinitzer per primo ha citato il campanile non solo come espressione geografica, dicendo un'ardita torre, un campanile, eccetera, citando proprio il suo toponimo esatto, cioè il campanile di Val Montanaia, ma in più è stato il primo che ne ha dato un giudizio alpinistico. Ha scritto nella sua una specie di guida, una torre che molto difficilmente potrà essere conquistata. Cioè lui si era reso conto dell'evidente difficoltà di una possibile salita, però non l'escludeva del tutto. Suo compagno abituale nelle sue campagne di esplorazione era il pittore Rudolf Reschreiter, il quale disegnò una bellissima immagine del campanile, visto, anzi di tutto il gruppo Spalti di Torre e Monfalconi, visti qua di fronte, circa dalla casera Roncada. L'articolo di Steinitzer e il disegno di Reschreiter furono pubblicati su una rivista alpinistica tedesca più importante e fece un po' il giro nel mondo alpinistico, di vari gruppi alpinistici, delle biblioteche, dei club, e per primi notarono queste immagini, questo articolo, per una strana coincidenza, contemporaneamente due gruppi alpinistici, uno a Trieste, in seno alla vecchia società gloriosa alpina delle Giulie, dove c'era una ristretta pattuglia che raccoglieva gli esponenti più di spicco di quell'ambiente alpinistico, ed era il gruppo della squadra volante. Contemporaneamente si mossero alpinisti tedeschi ed erano gli esponenti della cosiddetta squadra del Scarpagrosso, un nome che comprendeva una specie di accademico locale. È nato così un po' per scherzo e poi si è affermato con imprese di estremo rilievo. Per una strana coincidenza questi due gruppi, o meglio una parte o alcuni esponenti di questi gruppi, arrivarono proprio qui contemporaneamente a distanza di un giorno o due. E di lì nasce la famosa storia di antagonismo fra chi dei due gruppi avrebbe salito per primo il campanile. Bravo. Vado?
Vedi Luca, Cossi e Zanutti erano arrivati qui, no? Poi Cossi ha superato anche la fessura, che si chiama fessura Cossi, e poi invece che guardare di là, no? Vedi? Hanno cercato di andare su dritti, non sono passati, sono ridiscesi e qui avevano segnato col gesso tutti i movimenti, tutti i passaggi. Sono tornati giù e invece i due austriaci che erano lì a spiare dalla cima a Toro hanno visto il traverso e 10 giorni dopo Hanno provato anche loro. hanno fatto la stessa via, solo che hanno girato dietro. No? Beh, adesso tocca andare su, Basta mangiare. Sei. Napoleone Cozzi è nato a Sequals, un paesino proprio alla fine di questa valle, scendendo a pochi chilometri di distanza, ed è emigrato loro in Austria, a Trieste. Amante del bello, faceva il decoratore come mestiere, quindi una persona che amava soprattutto il bello. E questo amore per il bello l'ha portato a fare spadaccino, a fare ginnasta, a cominciare per primo, secondo me in Italia, a fare arrampicata sportiva per poter fare poi dei passaggi in montagna. Essendo nato da queste parti, queste zone qui, ha fatto le ispezioni e probabilmente è venuto per vedere dal vivo il campanile. Solitamente una volta andavano d'inverno gli alpinisti a vedere dove era possibile arrampicare, mai d'estate, perché dove si depositava neve vuol dire che c'erano le cengi e avevano la possibilità di seguire una cengia all'altra attraverso cammini e fessure di poter salire. Ed è arrivato qui con Zanutti Alberto e ha tentato il campanile. Per quegli anni lì era una cosa formidabile pensare di salire una torre così, ma un amante del bello come lui non avrebbe mai potuto passare la vita, penso, il resto degli anni pensando di aver lasciato una salita di quel tipo. È riuscito a fare i primi cammini, è riuscito a superare, arrivare fino alla spalla tramite una piramide umana, poi non è riuscito più a proseguire, ha fatto un ometto. Ha sognato di tornare in breve per poterlo salire e purtroppo il destino ha deciso in modo diverso. In quei giorni c'era nella zona anche la coppia di carinziani, von Glanvel e von Saar, che salivano altre montagne e hanno visto anche loro il campanile. E hanno notato che sulla cima non c'era l'ometto, quindi sulla cima non c'era mai arrivato nessuno. Però hanno visto un ometto un po' più basso e dalla posizione, da dove si trovavano loro lì, ho notato che c'era la possibilità di attraversare, quindi salire la cima del campanile. Loro sono rientrati e la sera si sono trovati assieme alla coppia di italiani e ascoltando quel che dicevano hanno capito proprio che parlavano della salita, quindi si sono aggregati, hanno bevuto un paio di bicchieri assieme e si sono fatti raccontare fin dove erano arrivati, quindi loro hanno avuto vita facile poi per la salita al campanile. No? Sono arrivati all'ometto che c'erano gli appigli ben segnati, quindi da lì in poi la via l'hanno proseguita, hanno attraversato sulla parete ovest, ha salito il cammino Glanvel che poi in realtà è Saar che l'ha salito per primo. Arrivati al ballatoio, in un attimo la cuspide facile da salire, si sono trovati in cima
e quindi gli hanno fregato la prima salita. Vieni piano, guarda sempre per aria lì, su strappione. Ah, ecco. Bravo. Quest'episodio della prima salita si riferisce ai pionieri, cioè a un'epoca che è molto lontana dalla nostra sensibilità, dalla nostra cultura. Quello che viene dopo appartiene al periodo, diciamo, dell'alpinismo cosiddetto di grande competizione, il momento in cui non si cerca più la cima, si cercano le pareti, si cercano le cose più belle in montagna. Ed è stranamente legato questo momento a di nuovo un'unione di due cordate. I fratelli Fanton e la cordata, diciamo, semi-professionistica, in quanto c'era una guida Schroffenegger e un cliente Bleier che erano austriaci. Tentano a due riprese di trovare un'altra via al campanile, una via più bella, più diretta, quella degli Strapion-Binor. Si trovano di fronte a un muro strapiombante, cercano di aggirarlo attraversando verso destra dove c'è uno spigolo evidentemente più fattibile, cercano di superarlo direttamente. 2 giorni, 2 tentativi, non riescono. Passeranno 11 anni. Un giorno, con una comitiva di escursionisti che erano partiti per vedere il campanile, c'è anche un giovane alpinista, già molto noto perché ha fatto molte prime salite, il quale, la nebbia copriva tutta la valle, la nebbia a un certo momento è come viene soffiata via dal vento, da una folata di vento, vede il campanile, capisce che lo deve fare, è una cosa quasi per cui lui è come impazzito. Si porta al nord, supera lo zoccolo, che non è difficile certamente, fa un primo tentativo raggiungendo gli ultimi chiodi piantati dai Fanton, cade, batte la testa, era autoassicurato, va tutto bene e poi succede una cosa strana. Lui dice che è come pervaso da un momento di follia in cui non ragiona più, sa solo che deve fare il campanile, ha capito che non è sulla normale, che è su questo tentativo assurdo di passare a nord, si butta in libera, racconta, perché non c'è nessun testimonio, e riesce con le ultime forze, rischiando continuamente di cadere, di raggiungere lo spigolo a seghe, con un ultimo sforzo, il balatoio, va in vetta, scrive la sua relazione sul libro vetta, ridiscende, deve bivacare di notte in balatoio sotto una tempesta, con le ultime forze raggiunge Domege, dove la gente è in allarme, sta per partire in spedizioni soccorso. Quest'uomo, partito con gli escursionisti, non erano ancora ritornati, non era ritornato lui, e lo trovano febbricitante per la strada, che cammina come un allucinato. Lui per una settimana quasi delira urlando: "Mamma, cado, cado, cado!" Quest'uomo è Severino Casara. Gli racconta questa sua avventura che è talmente paurosa che nessuno osa più ritornare in montagna per tentare questa via. Quando finalmente una cordata si decide, è una cordata di fortissimi. Tissi Andri, Zanetti, San Cristoforo. Tissi tenta, dove doveva essere una fessurina per la mano, non trova che una riga nera, non c'è nessuna fessurina, vola. Va su in obliqua. Segna una via nuova, i compagni lo seguono, raggiungono la cima e lì però scrivono una frase decisiva: Casara non è passato, ha dichiarato il falso.
nascerà una polemica per cui il CA interviene e nomina una commissione ufficiale presieduta da Berti, verranno fatti sopralluoghi in cui prendono parte Piaz, Carlesso, che assicurati dall'alto non possono passare, non riescono, dichiara, non si può passare. Ma in realtà cosa succede? Era successo che un alpinista crede invece a Casara. Questo alpinista è un friulano, Gilberti, che con Castiglioni Granzotto si porta sul posto e intuisce che la fessura di traversata non è quella della descrizione di Casara. Casara dice si è sbagliato, la fessura è più in alto. Lui prova, riesce piantando 2 chiodi a attraversare fino allo spigolo e lì, tra il brutto tempo, tra che è in vista una specie di tettino da superare, preferisce ritornare indietro, sempre in arrampicata. 2 mesi dopo, i triestini del GARS riescono a completare con altri 2 chiodi la traversata e salgono lo spigolo a secca. La via quindi è fattibile, sì, ma come? Della gente come Gilberti, un grande, Benedetti, un fortissimo passaggista, sono stati obbligati a piantare dei chiodi. Rinasce la polemica. Si può passare, ma Casara è passato o no? Brava. Odio di lì. Hai visto che bello vuoto sotto? Dai che presto siamo arrivati. Sono contento. Era stata fatta la nord, quindi, o da Casara o da Tisi, era stata fatta la ovest da Zanetti Parisi, la sud era la parete della normale, mancava la est. Una via che Comici aveva tentato nel 1938 con Casara, di cui aveva fatto del passaggio centrale che su 70 metri strapiomba circa per un 12 metri, ne aveva fatto 10 ed era tornato indietro. Io sono andato con un triestino fortissimo e oltretutto leggerissimo, perché piccolo di statura e pesava sotto i 50 kg, per cui con la brutta sorpresa di trovare la roccia marcia, abbiamo avuto la fortuna che lui era leggerissimo e quindi sul marcio andava da Dio. Ecco, è una via che per l'epoca era una delle vie più difficili che si potessero fare. Una via in cui noi abbiamo bivaccato, una via che ha avuto forse un'importanza per 2 motivi. Primo, appunto, perché concludeva le possibilità dell'apertura delle pareti. Secondo, perché è stata la prima via sul campanile di Val Montanaia che partendo dalla base raggiungeva la cima senza girare su altri versanti. Questo è avvenuto nel 1955. Ci sarebbero tante cose da raccontare, ma specialmente l'uomo che ha portato le difficoltà odierne, le nuove frontiere dell'alpinismo, della tecnica dell'alpinismo con le sue vie, è stato Mauro Corona, che in questi anni ha portato il limite massimo della difficoltà sul campanile di Val Montanaia. Buona a tutto! Suona la campana.
Adesso devi firmare il libro. Ah sì. Siediti. Ecco fatto. Ce l'abbiamo fatta. Sì, però ricordati che dalla cima non si va in nessun posto, devi solo scendere. Per cui stai attento nella vita che quando hai raggiunto le cime devi tornare giù. Arrivo! Eccoci al rifugio, Luca. Finalmente. Ma c'è una festa qui dentro. Senti che Stanno musica. suonando. Vediamo. Wow! Salute. Adesso l'avventura è davvero finita. Come hai detto? Adesso l'avventura è finita? No, difficile comincia adesso. Un brindisi al campanile di Montanaia e ai suoi 100 anni! Viva! Viva! Vedi, caro Luca, in questi 100 anni il nostro campanile lo hanno scalato da tutte le parti, da tutti i lati. E anch'io ho provato a trovare qualche via nuova. Dopo 100 anni, pieni di chiodi come è meglio lasciarlo in pace e non tentare di fare altre vie nuove perché non ci stanno più. Però questo nostro campanile non è solo una torre di roccia da scalare, è molto di più. E quando lo immagini o solo lo vedi o ci arrampichi sopra, io credo che ti appaia come un sogno, una specie di sogno di pietra. Caro Luca, buonanotte e buona vita anche. Sei stato proprio bravo.